Orario per l'invito, infatti come diciamo ci sono dei voti noti, qualcuno di nuovo, io infatti è la prima volta che vengo qui ad Aiello perché mi occupo di restauro, sono specializzata in sculture architettoniche e affreschi e nel corso di questi anni restaurando diversi affreschi in ambito regionale ho iniziato anche per caso un restauro di alcune meridiane, anche quella del Bertellini di Cividale ed altre, ad occuparmi di lineare, interessarmi di orologi solari e anche a lavorare assieme con altri protagonisti per il restauro come quello citato già da Aurelio di Veneto di Capitolo. Quello di cui vi volevo parlare oggi è in particolare di quelli che sono gli affreschi votivi anche in regione. Infatti lo spunto di questo intervento è stato anche dalla ricognizione, dalla catalogazione di tutte le meridiane che ci sono in regione, fatte sempre da Aurelio, e l'osservazione dei 6 esemplari che ci sono in regione di affreschi votivi assieme, rappresentati, raffigurati su pareti, su edifici assieme a meridiani. Quando si parla di affreschi votivi e di altri motivi in ambito regionale, sicuramente l'attenzione, scusate, io un po' guardo perché la bambina che pratica con gli appunti che avevo sotto mano, ma non importa, di quella che è la religiosità diffusa che troviamo nelle nostre campagne, nei nostri paesi, nei nostri luoghi, di un'arte e una tradizione che parla di quella che è la storia più semplice di questa terra, che non è fatta solo dalle grandi opere d'arte, dagli artisti illustri, di cui ci sono importanti esemplari in regione, partendo dall'epoca romana, da Aquileia in poi abbiamo degli esempi illustri a livello nazionale o internazionale in regione, però abbiamo anche tanto che rappresenta le piccole cose, i piccoli gesti e i piccoli artisti. Infatti gli affreschi votivi, ma non solo, sono forse più emblematici di tutte i capitelli, le croci, i piccoli mosaici, le piccole sculture, le piccole madonnine poste agli angoli delle strade, sulle facciate delle case o anche in mezzo ai gradoni, sono rappresentativi di una religiosità diffusa. Infatti i primi esempi sono i friuli già dall'epoca romana, dalla centuriazione romana, quindi dalla divisione dei campi e dalla individuazione di alcuni luoghi sacri e importanti a cui viene dato un significato protopaico, a cui viene dato un significato salvifico, a cui viene reso omaggio per accaparrarsi lo sguardo divino, la benemerenza, in quelle che sono le fasi della vita quotidiana, i raccolti, la brutta stagione. Oggi ci sono un po' di malcontenti per il brutto tempo, ma certe volte anche le erogazioni per richiedere la pioggia venivano fatte come voti, come omaggio alle figure religiose. Infatti nella centuriazione abbiamo quelli che soprattutto erano dei campi, erano delle croci, dei crocifissi che quasi provocano ricordare dei riti sacrificali già ai cristiani e che dopo diventano il sacrificio cristiano. Quindi un gesto, un significato che diventa un sacrificio universale per la tradizione diventa motivo di richiesta per il simbolo che ne chiede la parte, che ne chiede un buon rapporto, una buona stagione con la salvezza della persona. Tutti gli artisti che si sono cimentati hanno lavorato quindi per delle committenze che erano private, per rappresentare quelle che erano le preghiere dei singoli, non per rappresentare quello che, quindi differenziandosi da quello che era il culto e la religiosità degli edifici provinciali e della provincia. Erano delle preghiere singole. Ne abbiamo la diffusione dal
dal 1300, ne abbiamo molte inferiori del 1400, del 1500, abbiamo delle opere anche importanti a cavallo tra il 1400 e il 1500, pensiamo anche ai affreschi votivi, agli incroci delle strade, delle piccole edicole, sono state fatte anche da Gianfrancesco da Tormezzo o dal Pordenone. Ne abbiamo la maggior diffusione tra il 1600 e il 1700, in epoca di pesti e carestie, e quindi nei periodi in cui creare un voto, chiedere una grazia o ringraziare da una preghiera ricompensata trova molta diffusione in tutte le nostre campagne, nelle strade. I motivi principalmente rappresentati infatti sono di carattere mariano. Abbiamo annunciazioni, abbiamo vergini immacolate, glorificazioni della Madonna e del Bambino come soggetto principale, quindi a rappresentare quella che era una religiosità domestica. Non abbiamo scene truci, non abbiamo giudizi universali o scene con ammonimenti molto più forti, come invece possiamo trovare nello stesso periodo all'interno di chiese di cattedrali. Abbiamo le rappresentazioni cristologiche, ma sempre legate alle famiglie, le natività, le sacre famiglie, le fughe d'Egitto, delle pietà. Abbiamo la rappresentazione di santi a cui i simboli potevano allontanarsi. C'è Sant'Antonio Abate che protegge ad esempio il bestiame, o Sant'Antonio, come vedremo anche oggi, un esempio, Sant'Antonio da Padova, che è il protettore dei bambini, ma anche delle donne incinte e degli orfani. Vedremo rappresentazioni di San Rocco che proteggeva dalla peste, quindi cose pratiche, tangibili. Sono molto diffuse le rappresentazioni di San Floriano che difendeva di San Lorenzo, protettore dagli incendi. In un'epoca in cui le case erano costruite di legno, il rischio degli incendi era tangibile. Queste necessità, queste richieste erano quindi di un'epoca in cui i ritmi anche della vita e il tempo dato alla vita era un tempo legato alle stagioni, alla natura, alla vita è un tempo che era misurato dai orologi solari. Adesso vedremo alcuni esempi catalogati. Allora, questa è una meridiana a base altella collegata, è stata costruita contemporaneamente ad un dipinto murale che rappresenta una Madonna con un bambino e Sant'Antonio da Padova su un'abitazione privata. Infatti si può riconoscere il carattere questo dipinto murale, probabilmente realizzato ad affresco con la tecnica del mezzo secco, è stato eseguito tra il 1600 e il 1700. Sant'Antonio, come abbiamo detto, era protettore principalmente legato all'idea dei bambini, quindi alle donne gravide, ma anche alle donne che non potevano avere figli. Qui è rappresentato ed è riconoscibile per quelli che sono i suoi attributi, ovvero porta il manungito, vestito con un saio marrone. Generalmente è rappresentato con il bambino in mano, in questo caso rende omaggio al bambino Gesù che intreccia la Madonna. Ed è rappresentato assieme anche un piccolo angelo che regge un cartiglio e che indica proprio la Madonna come fonte di salvezza. Vediamo in questa e anche nelle opere che vedremo dopo un gusto per la rappresentazione molto semplificato, un linearismo molto semplice nella costruzione. Negli affreschi votivi non ci sono slanci di fantasia, troviamo raramente quelli che sono artisti che compiono opere di particolare rilievo e di ammodernamento dell'arte. Troviamo invece più frequentemente opere che copiano dei modelli. Questo perché venivano copiate delle raffigurazioni, semplificandole, presenti già nelle chiese più importanti, a garanzia dell'efficacia della preghiera. Ovvero, in particolare
siamo al 1800 con la diffusione del culto della Madonna di Lourdes, raffigurare e copiare l'effigie della Madonna di Lourdes è la garanzia di efficacia della preghiera. E questo anche prima, la garanzia di efficacia del copiare un'immagine sacra da un santino, da un'immagine già acquisita e già venerata, come poteva essere la Madonna di Castelmonte, che troviamo anche qui in molti casi nella bassa friulana, era sentirsi più vicino, far sentire la propria preghiera più efficace, era una garanzia. Allora, questo è un esempio di porcia, una casa privata, in cui è rappresentata un'annunciazione che è stata completata da 2 meridiane. Qui vediamo la meridiana dipinta in un modo come questo, fresco con una cornice, in cui possiamo vedere, molto interessante, anche un piccolo schizzo, una piccola rappresentazione del paesaggio circostante, del palazzo, e vediamo la figura della Vergine annunciante con ritrosia. Vediamo che in modo semplificato vengono già ripresi dei motivi che possono essere barocchi. Questa qui indicativamente potrebbe essere di fine 1600. Vediamo i colori semplici delle terre usate per la rappresentazione all'affresco, e qui vediamo, molto deteriorato, l'angelo annunciante sull'altra parte dell'arco. Al centro dell'arco, sopra la chiave di volta, è posizionato il sole, che oltre a essere simbolo dello Spirito Santo nella scena dell'annunciazione e quindi della luce divina che va a colpire, che va ad irradiare la figura della Vergine annunciata, è anche, nel nostro caso, il simbolo di quella che era la luce che faceva muovere il tempo, che dava la scansione alla meridiana. Qui abbiamo San Lorenzo di Sidegliano, sempre un'abitazione privata, in cui c'è la rappresentazione della Madonna del Bambino e San Lorenzo. Qui possiamo vedere San Lorenzo martire, riconoscibile dai suoi attributi, la palma del martirio e gli abiti vescovili. Infatti San Lorenzo, come vi dicevo prima, protegge sì dagli incendi, perché l'attribuzione del suo martirio è la morte sulla graticola, ma anche è un santo protettore dei vescovi, dei preti e dei poveri. Infatti è rappresentato nel distribuire i beni della Chiesa ai poveri. Qui è rappresentato come figura principale in questo dipinto, ma sempre con vicino la Madonna, in gesto benedicente e a protezione. I santi degli affreschi votivi sono sempre dei santi docili, familiari, benevoli. La raffigurazione dei segni non è mai molto dura, molto marcata. Sono dei santi buoni, hanno dei lineamenti molto molto dolci. Qui vediamo Santa Maria la Lunga, la Natività è rappresentata sulla canonica, che questa è recentemente restaurata. Qui la vediamo molto bene, con un orologio solare nella parte sottostante, dove la Natività è l'omaggio dei pastori con le loro greggi e con gli animali alla famiglia, alla Sacra Famiglia. Anche in questo dipinto. Ci sono varie diciture per classificare, per denominare questi affreschi. C'è chi li chiama anche santi alla finestre o preghiere dipinte, per il valore simbolico che hanno. Qui vediamo una decorazione più complessa. Infatti su questa sorta di protiro addossato nell'entrata sul portale maggiore della chiesa parrocchiale di Borghetto, nella quinta rappresentata da Madonna con Bambino, è stato fatto nell'Ottocento una decorazione molto ricca a stucco, che riprende i motivi del barocchetto austriaco e delle decorazioni di tipo nordico molto molto decorate e di questi rilievi, e in questo è stato impostato un orologio solare. Anche in questo caso vedete, si vede un po' poco sotto la lunetta, in questa foto un po' in ombra, ma possiamo vedere
il dipinto e la decorazione con meridiana. E poi abbiamo quest'ultimo esempio, di cui parleremo, presente in Friuli, che è merito di capitolo, un'abitazione privata con l'affresco dell'annunciazione e nella parte sotto una meridiana d'orientaliche. In questo caso parleremo anche di quello che è stato il restauro, perché come potete vedere sia della meridiana, di cui era rimasto quasi solo lo stilo, e anche dell'affresco era rimasto molto molto poco. In questo caso il restauro ha voluto tener conto di quella che è la caratteristica di questi affreschi, ovvero la volontà di devozione privata, il simbolo quello che rappresentano loro nel trascorrere del tempo, ovvero questi dipinti che non sono opere d'arte e che quindi meritano opere d'arte a sé stanti. Non sono opere d'arte in quanto loro specifico funzione del campo della storia dell'arte, ma sono delle preghiere personali. E vediamo come nel rispetto quindi di quella che è il loro valore, che è il loro valore anche di aver trascorso del tempo. Questo affresco è della seconda metà del Settecento e quindi del valore che hanno per la devozione di tutte le persone delle generazioni che si sono rivolte a queste immagini. Gli agenti atmosferici e il trascorrere del tempo chiaramente altera, sgretola, modifica la materia e ne fa perdere consistenza, quindi il lavamento meteorico ha completamente consunto quello che era il materiale, la pellicola pittorica e il supporto, lasciando solo poche flebili tracce dell'immagine. Qui vedete l'immagine al restauro completato. I colori sono molto riprendono le tracce realmente materiali presenti. Vedete? Questo qui è il dettaglio del prima del restauro del volto della Madonna, in cui possiamo vedere proprio pochissime lumeggiature sul viso, sui volti, zigoni, alcuni tratti del mento. Qui vediamo il restauro concluso. In questo caso infatti quello che volevo rappresentare è l'idea anche di umiltà con cui avvicinarsi ad un intervento di questo tipo, in cui il tono dei colori si accorda ed arriva al livello delle tracce rimaste, non le sormonta, non ne cambia significato, ne lascia la stessa umiltà. Il ritocco infatti, che è la seconda fase del restauro, dopo la prima è fondamentale, che è quella di consolidamento delle tracce reali, effettive e originali, va solamente a reintegrare e a rendere leggibile quello che c'è di rimasto. Renderlo leggibile con il minimo indispensabile di alterazione, di intervento odierno per la sua lettura. Infatti anche in questo caso potete vedere alcune poche tracce di lumeggiature, delle pieghe della veste dell'angelo annunciante, le tracce del suo profilo, dell'ala, del braccio. La ricostruzione, quasi millimetro per millimetro delle tracce rimaste, va a ridare il volume, ne va a ridare il senso di dinamismo, l'arrivo, la forza, la velocità, ma senza andare a rendere l'immagine nuova, senza alterarla nel suo significato. Il risultato infatti non diventa un'immagine stridente, ma rimane una preghiera, rimane un'immagine che per poterla guardare, per poterla capire, merita del tempo, merita che ci si fermi a guardarla, a capirla e a osservarne i dettagli. Non è un'immagine a cui è sufficiente un'osservazione veloce. E lo stesso riguarda il restauro della Meridiana, che è stato fatto da Fontanali e Meroi, giusto? In cui la riproposizione, oltre che lo studio
del tipo di meridiana, questo i misti qua presenti sanno molto più di me, ha consentito l'effettivo funzionamento dell'orologio solare, ma il rispetto degli intonaci a fianco, la scelta dei colori, la delicatezza dei segni dà rispetto all'oggetto e dà rispetto al suo tempo, ovvero il tempo che segna, ma anche il tempo che rappresenta come opera del 1700. Per concludere, e così mi collegherò anche all'intervento che segue, voglio portare la vostra attenzione anche su un'altra similitudine tra le meridiane e gli affreschi votivi rispetto a quello che abbiamo detto oggi. Infatti i motti presenti sulle meridiane sono iniziati ad essere utilizzati in ambiente religioso, in ambiente ecclesiastico, in ambiente monastico, come momenti di ammonimento, come motti di ammonimento, ma anche per ricordare frasi come prega e ora. Questi sono dei motti presenti sulle meridiane che ricordano il valore devozionale anche dato agli orologi solari. Quindi il valore rispetto alla scadenza del tempo, ma che è un tempo sacro, che è un tempo legato al fare del giorno, semplice, e legato ad una devozione popolare che è quella che vi ho